Eccoci qui, ben ritrovati allo Scrigno del Calcio, il canale che ogni giorno vi racconta una storia di calcio, e oggi vi racconto una storia abbastanza conosciuta, forse non tanto approfondita, ma che all'epoca fece scalpore più di tante altre, perché ci sono state tante situazioni nel calcio in cui il piccolo ha battuto il grande, ma quello che è successo il 6 aprile del 1994 è stato veramente qualcosa di incredibile e di epocale. È la storia di quando l'Italia ha perso contro una squadra di Serie C, seppur ovviamente solo in amichevole. Prima di raccontarvi la storia vi invito ad iscrivervi al canale, quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi, lasciate like, lasciate commenti, sostenete il canale come più potete e quanto più potete. Dunque l'Italia di Arrigo Sacchi si qualifica abbastanza faticosamente ai mondiali del 1994. Sacchi era stato ingaggiato dalla federazione dopo gli anni al Milan, ma soprattutto dopo aver esibito un calcio spettacolare in Italia e soprattutto in Europa, perché aveva cambiato completamente la mentalità delle squadre italiane, che erano sempre andate all'estero e avevano sempre affrontato le coppe europee cercando di non perdere la partita in trasferta e cercando di vincere alla bene e meglio quella in casa. Sacchi si è trovato probabilmente a guidare la squadra, anzi sicuramente a guidare la squadra più forte del mondo in quel momento, e proprio per questo la sua mentalità era: siamo la squadra più forte del mondo, lo dobbiamo dimostrare ovunque, chi se ne frega se giochiamo in casa o in trasferta, chi se ne frega se giochiamo contro l'ultima delle squadre dell'est europeo o contro il Real Madrid. La nazionale ha in quel momento, all'inizio degli anni 90, probabilmente i talenti migliori del mondo e nel miglior momento della propria carriera. Metterli a disposizione del miglior allenatore italiano in circolazione vuol dire arrivare ai mondiali del 1994 certamente tra i grandi favoriti, anche perché l'Italia viene dalla grande delusione di Italia 90 e dall'altrettanto cocente delusione della mancata qualificazione agli europei del 1992, il palo di Rizzitelli a Mosca contro l'Unione Sovietica, l'eliminazione e la fine dell'era di Azeglio Vicini. Però il problema è che Sacchi non riesce ad imporre lo stesso gioco anche in nazionale. La nazionale è più o meno sempre la stessa, sempre la solita, e la verità è che guidare un club è diverso che guidare una nazionale. Il club intanto ha la campagna acquisti e la nazionale no. L'allenatore guida il club tutti i giorni, il commissario tecnico no, e anzi deve spesso far fronte ai rifiuti, ai lamenti, alle lamentele delle squadre che non vogliono lasciare i giocatori durante le qualificazioni, o addirittura ancora di più durante le amichevoli. Ed è proprio un amichevole che segna forse una linea di demarcazione molto forte tra Sacchi e i tifosi italiani. Diciamoci la verità, le amichevoli della nazionale, io credo di aver visto tutte le partite, cioè di tutte le categorie possibili. Io da ragazzino, da adolescente, anche dopo, ho visto partite di Serie A, di Serie B, di Serie C. Mi piaceva tanto la Coppa America, ovviamente i mondiali europei, le coppe europee. Io ho guardato tutto, purché ci fosse competizione. Quello che io non riuscivo a vedere, mi annoiava, erano le amichevoli della nazionale. Pure adesso la Nations League, che sono delle amichevoli camuffate, mi annoia allo stesso modo di quando l'Italia giocava delle amichevoli assolutamente inutili, intanto perché l'Italia non vinceva mai, e poi perché a me piace la competizione, piace quando in palio c'è qualcosa, anche quando gioco io stesso. Io mi arrabbio per qualsiasi tipo di gioco che vado ad affrontare, perché c'è competizione. Se il gioco è fatto così per divertirsi, io mi annoio.
Figuriamoci quanto mi sarebbe piaciuto vedere un amichevole dell'Italia contro una squadra di Serie C2, perché l'Italia il 6 aprile del 1994 affronta il Pontedera, che è una squadra richiesta proprio da Arrigo Sacchi, perché è allenata da un allenatore, da un tecnico che si chiama D'Arrigo, un po' come una sorta di gioco di parole con Arrigo Sacchi, che gioca molto bene. Quindi Sacchi dice: voglio un impegno con una squadra di Serie C, quindi una sorta di sgambata, ma il più impegnativo possibile, perché il Pontedera è una squadra che gioca bene. Il Pontedera è una squadra toscana che all'epoca militava in Serie C2 e si sta giocando con il Gualdo il primo posto nel girone B per approdare in C1. Approderà tra l'altro alla fine di quella stagione per la prima volta nella sua storia in C1, ed è una squadra ben rodata, una squadra che gioca bene. In porta c'è un portiere molto esperto come Giulio Drago, che ha giocato in Serie A con l'Empoli e con il Bari, e in attacco c'è Alfredo Aglietti che sta per spiccare il volo verso gli anni migliori della sua carriera. Farà tanti gol alla Regina, giocherà in Serie A con il Napoli. Però da Italia Pontedera insomma ci si aspettano più che altro indicazioni su quelli che potranno essere i 23 calciatori che Sacchi convocherà per USA 94. L'Italia si è qualificata a fatica, ha vinto la gara decisiva a Milano col Portogallo 1-0, gol di Dino Baggio nel finale. La partita non viene trasmessa in televisione, è davvero una sgambata, e in più Sacchi non vuole mostrare troppi schemi, troppe immagini. Si gioca alle 4 di pomeriggio a Coverciano, Pontedera in completo granata, Italia in maglia bianca con pantaloncini azzurri, ed è meglio che la partita non la veda nessuno. L'Italia gioca malissimo, è svogliata, il Pontedera si gioca la partita perché è abituato così, ma anche perché inizia a fiutare l'occasione di andare non solo sui giornali, ma di entrare nella leggenda. Al 19° minuto segna Matteo Rossi, che porta in vantaggio il Pontedera. Dopo neanche 5 minuti arriva il raddoppio di Aglietti. Alla fine del primo tempo il Pontedera vince 2-0 contro l'Italia. Sacchi nell'intervallo gliene dice davvero 4 ai suoi giocatori, capisce che qualora il risultato non fosse ribaltato si creeranno polemiche a non finire, ma anche se fosse ribaltato si parlerà comunque di un primo tempo disastroso degli azzurri. Opera dei cambi, entra Massaro, che è l'attaccante forse italiano più in forma insieme a Roberto Baggio in quel momento. Segna Massaro dopo 5 minuti, le cose sembrano mettersi bene, ma l'Italia non riesce a pareggiare. Attacca, si fa prendere dal nervosismo, si fa prendere dall'ansia, nonostante sia un amichevole, perché capisce che sta andando incontro ad una sconfitta che lascerà anche qualche strascico. Diciamoci la verità, l'arbitro Collina, che è stato probabilmente l'arbitro migliore del mondo nella storia del calcio, forse prova ad aiutare un po' gli azzurri dopo 30 anni, forse si può dire, assegna 10 minuti di recupero nel tentativo che con una palla buttata avanti quasi a casaccio entri. Forse qualche giocatore del Pontedera magari si rende conto, ha il dubbio se sia meglio entrare nella storia o non creare troppe polemiche per quella nazionale che in fondo poi dovranno tifare anche loro a giugno negli Stati Uniti. Fatto sta che la partita finisce 2-1 ed è la prima sconfitta nella storia della nazionale italiana contro una squadra di Serie C, per di più di C2, che è quindi più vicina quasi ai dilettanti che alla Serie B. Apriti cielo, il giorno dopo polemiche, non ci sono i social, non c'è internet, ci sono i giornali però. La Gazzetta dello Sport esce con il titolo "Ai mondiali il Pontedera", che è molto forte come titolo, oltre che vagamente spiritoso, è forte perché si capisce che l'Italia ha fatto una figuraccia. Si parlerà per qualche giorno di questa sconfitta. Sacchi non è mai stato amato da commissario tecnico della nazionale e non sarà amato neanche dopo la sconfitta
in fondo solo ai calci di rigore contro il Brasile appunto nel 94, e terminerà la sua avventura in nazionale con i disastrosi europei del 1996 e subirà probabilmente poi una valanga di critiche probabilmente più un po' esagerate, più grandi rispetto a quelle che comunque aveva meritato. Si parlerà di Pontedera Italia per qualche giorno, poi ricomincia il campionato, ricominciano le coppe e svanirà lentamente il ricordo di quella partita. Non svanisce a Pontedera, dove ci sono ancora persone o anziane o comunque mature che c'erano all'epoca e che parlano di quella partita alle nuove generazioni. Ci fu una sorta di festa con clacson quel pomeriggio, quando si diffuse un po' la notizia che il Pontedera aveva battuto l'Italia. Ci furono due feste quell'anno, quella e quella per la promozione dei toscani in C1 alla fine del campionato. E resta una macchia, seppur di nessun conto, nella storia della nazionale. Hanno ridacchiato anche all'estero quando hanno letto questa notizia. Ci sono state nazioni come la Francia che avevano poco da ridere all'epoca, perché saltarono i mondiali del 90 e del 94, un po' come abbiamo fatto noi successivamente. Eppure quel Pontedera Italia, a distanza di 30 anni, fa ancora parlare di sé, e in fondo a Pontedera sono anche contenti così. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi raccomando, sostenete il canale come più potete, seguite i social, il Popolo del Calcio anni 90 sia su Facebook che su Instagram, e il Popolo del Calcio è il blog dove ci sono storie come questa, dove ci sono approfondimenti sulle maglie, sulla Serie A e sul fantacalcio. E io torno alla prossima puntata. Ciao a tutti.